Ancora la città presenza numerose zone in cui vediamo che ci sono rifiuti abbandonati a se stesso, per cui ancora diciamo c'è una grossa sacca di gente che della differenziata insomma non ne tiene conto. Su questo cosa pensate di fare? Già avete fatto tanto, ma ancora ci sono tantissime zone, anche venendo qui, salendo noi al Duomo, abbiamo visto che ci sono delle sacche un po' in tutta la città. Tantissime zone dove si conferisce abusivamente il pattume indifferenziato. Ora, non neanche qui siamo speciali, perché in tutte le cose noi agrigentini ci sentiamo, io per primo, speciali. Non lo siamo speciali, nel senso che tutto ciò che si sta verificando ad Agrigento è già accaduto laddove la differenziata è partita. La avanzatissima Bologna, per esempio, se vai a spulciare quando è partita la differenziata quello che è successo, comprendi che Agrigento non è straordinaria neanche in questo. Ma questo non è che malcomune mezzo gaudio. Il lavoro si sta continuando a fare. E come si fa? Si fa con le sanzioni. Stamattina pizzicata altra gente in via Farag dove erano state realizzate delle discariche abusive, pizzicata gente al Parco dell'Addolorata, cioè un'azione incessante che sta continuando sia col personale dei vigili urbani fisicamente presente con autocivetta, sia con altre strumentazioni. Questa dovrà essere l'attività che va continuata. Poi c'è un altro tipo di azione che va fatta e che sta prendendo piede anche da noi, cioè il controllo sociale. Molti nostri concittadini, quelli che la differenziata la fanno e che hanno a cuore la pulizia della città, segnalano ai vigili urbani, segnalano al gabinetto del sindaco, segnalano all'ufficio ecologia delle cose che non stanno a posto, nell'assoluto anonimato, cose che poi vengono verificate. Ecco, tutto questo fa parte di quell'azione di avanzamento civile che la città certamente si merita.